è vero, Quindi un'ottantina di persone. Sì. Quindi avevate queste usanze così di... Sì, si cantava, si diceva il rosario e poi si cantava, allora sì, cantavamo, c'era, uno diceva, anche io ve l'ho, no. Occhio festevole, invece di dire anch'io festevole, diceva occhio festevole. Ma poi d'inverno, quando c'era Stinella che era ubriaco, che era un cinema, lui cantava tutta la notte le sue canzoni e poi beveva e si metteva vicino alla stufa e aveva il bastone, no? E i ragazzi andavano a aprire perché invece i vetri non ce n'aveva più perché l'aveva rotti tutti. Allora c'aveva solo i scuri di legno, chiudeva i scuri. Allora i ragazzi andavano là, aprivano gli scuri, no? E lui dice, siete aperto? Allora col bastone chiudeva tanto forte che invece non si fermava, tornava indietro. A te torna aperto? Tutta la notte, cantava. Quando vorrei cantare che veniva su in paese, perché stavo in fondo del paese, poi veniva su nel nostro carruggio lì, dove ci sta la casa di Gustino, no? Sì. Veniva su, com'ella, diceva la nonna, perché era sua, che aveva una comare. Era una comare, no? Com'ella, anche stiamo bene. Allora, brutti segnali, stanotte canta. E infatti, tutta la notte io cantai. C'era un altro, ma tu te lo ricordi, ma lui si divertiva a aprire la porta perché c'era proprio lì vicino. Pensa che lui dormiva nella gruppia, no? Nella mangiatoia delle mucche. Nella mangiatoia. Addirittura. Sì, dormiva là nella mangiatoia con una coperta di quelle lì imbottite, ma si era strappata tutta, sortiva fuori tutto il cotone, poverino, lo dormiva là. Ma perché era ubriaco sempre o perché, No, perché poi lì c'era più caldo? C'era più caldo che andare di sopra che nel letto e dormiva nella mangiatoia. Ovviamente le case erano tutte con pavimenti di legno. Sì, pavimenti di legno. Legno o sassi. Sassi. Ma dicevano che c'erano delle strane apparizioni, cioè chi diceva che vedeva delle strane figure. Vedevano dei chiari, sentivano nel chiaro. Sentivano delle voci. Gianfranco, Enrichetta, che è sposata qua, diceva che lei l'ha vista, andava su, partiva lei dai prati lì fuori del paese, andava su e andava dentro in una pianta. L'ha vista lei. E mi piace vedere in tanti posti. Quindi faceva una gara Poi di... c'è della gente che diceva che vedeva della gente, una barba bianca. C'erano magari in due, uno lo vedeva, l'altro no. Mio papà e mia mamma una volta erano appena sposati, lo contava sempre mio papà. Passavano il ponte di Rovagnolo lì e mia mamma ci ha detto guarda, quell'uomo lì era buio, veniva da parte la pasera, perché il ponte il ponticello di legno, e dice, ma mio papà non l'ha visto. Lei dice, ma tu vedi tu? È lì, ma non l'ha visto. Lui non l'ha visto, invece lei lo vedeva. Lei lo diceva.
Sì, perché c'era così, c'era apparizioni, insomma, uno raccontava, l'altro... O Babbo Natale avevamo fatto una serie di anni che erano già, avevamo i fontanelli e avevamo un cielo, come un cookie. Landozule, namelijk landozule. En dat was weer een cookie. Ma che arriva di lontano di posto. Voi non avete mai visto niente? Io? Perché Dai in chiaro non l'avevo visto. che a Toriglia hanno visto gli UFO. Come fa? Non ho mai visto niente io. Non so. Sì. Una mattina andavo dal dentista. Quando sono arrivata lì a casa dei Burè, ma l'ho proprio sentito. Mi hanno chiamato. Ma proprio che guarda, oltre Sara Vala Maria, che abbiamo visto, sarà dalla finestra. L'ho visto, eppure mi hanno chiamato. Io ho sentito chiamare. Però mi ho visto missionare, Maria ha detto che le hanno mangiato. Poi non vi ho sentito. Perché tanto c'ero, per sentirla ancora, a usare. Dopo il concilio ecumenico tante cose che mi vedevano i preti, vedevano e dicevano messa di corsi un lago, mica dicevano. Ah, sì. Anche Cavolossio dicevano messa, vedevano i preti che dicevano messa. No. Alla notte. Alla notte vedevano il prete che diceva messa. Sì, lo diceva il nostro cognato Domenico, né? Prima le raccontate da fiammarsi. Ah, sì. Anche a Somaro l'ho visto qualcosa. Era una donna. C'era una signora che passava su, sull'incrocio della strada, tutte le volte la vedevo. La nonna diceva che una volta era lei con un'altra donna lì del paese, andavano a lavare lì nel fosso lì, Santo, che è sempre quello lì che viene giù da Raviniera, no? Quando sono arrivate dove c'era la casa di Mari, ma adesso la casa non c'è più, sulla Gera, hanno sentito un rumore come delle muri, no? Dai muri, delle mura che... Avevano tutte quelle cose di finimenti. Di grilli. Facevano rumore quello lì. E hanno detto spostiamoci un po' perché quelli lì prendono tutta la strada, no? Si sono spostati e non è passato nessuno. Pure a dicerle, avevamo sentito. Ci siamo fermati per lasciarla passare, ma invece non sono passati. E cosa dire? Era di giorno allora, Ma sempre quei posti lì dove avevo visto mia mamma, che ha visto quello là. Che poi dicevano che una volta hanno trovato un velo nero lì dal ponte, appena fuori il ponte, dove c'era la strada che saliva. Lì ho detto che hanno trovato un... Dalla pianaletta andava a pescare. No, andava a prendere, avesse gli arcadi. Sì, ma sempre pesca. Sempre pescare, no? Di notte. È partito presto al mattino, c'era una casa diroccata e si è messo a... Non era diroccata. Eh sì che era diroccata. Aveva metà era il solaio, metà era vuota. Era aperta. Era là coricato
ad un tratto è saltato giù, gli è saltato vicino uno nudo. Che diceva? Lo diceva a lui, che si è spaventato, si è andato via tutti i capelli. Sì, è rimasto pelato. Questa è una giustificazione del fatto che è rimasto pelato. Aveva cercato delle scuse. Chissà che spavento spicciolo. Ma prima ce l'ho ricordo, ti vedevano, sentivano. Anche il Barbaget veniva da Zerba, erano in quelle scabbie lì, si è messo lì per dormire, per riposare un po', no? A un tratto si sveglia, sentire i tipi, si vede una signora vestita di bianco, che è venuta a casa, diceva la nonna, che andava a letto, diceva: non dirò mai che non c'è niente perché questa volta mi è capitata a me. Ho visto questa signora vestita di bianco che le tirava i piedi. Io si è messa a dormire nel bosco, ma basta una casa. Poi l'altra faccenda, quando sentivano quelle bestie nei prati lì sotto Rovaiolo, Novo. C'era una bestia in un campo, c'è quella del mulino, adesso ce l'hanno quella del mulino. La sentivano in un angolo, andavano là, come arrivavano là, la sentivano dall'altra parte. Tutti la sentivano, faceva dei gridi. Faceva dei gridi. A notte? E Anche loro sia Natale, non capivano che bestia era. Non